da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Palermo, spari nella notte a Sferracavallo, un uomo ha esploso 30 colpi di Kalashnikov contro una rimessa d'auto danneggiando veicoli e strutture, si indaga per intimidazione. Arrestati a Palermo 2 tunisini, erano in possesso di video che inneggiavano alla jihad, al martirio e alla violenza contro l'Occidente, coinvolti anche 3 minori. Nuova intimidazione all'assessore Ferrandelli a Palermo, trovata sulla scrivania della sua segreteria il modellino di una bara. Droga pubblicizzata sui social e spedita a domicilio con pacchi postali. Il traffico, che aveva fruttato 2 milioni di euro, legava Caltanissetta a una centrale operativa di Napoli. 2 arresti. Dopo carburanti e gas, impennata dei prezzi nel carrello della spesa, carne alle stelle, costano di più ortaggi e frutta. Torna un gol per la solidarietà il 29 aprile allo Stadio Massimino di Catania. L'evento unisce sport, spettacolo e impegno sociale. Il ricavato andrà alla comunità di Nisceni. Calcio, il Palermo obbligato a vincere a Frosinone, i rosanero impegnati oggi in una partita chiave per continuare a sperare nella promozione diretta. Serie C, il Catania lunedì a Crotone ritroverà Forte fra i convocati, trasferta vietata ai tifosi rossazzurri. Bentrovati, apriamo il telegiornale parlandovi di una nuova possibile intimidazione a Sferracavallo, una frazione di Palermo. La scorsa notte un uomo a bordo di una Fiat 500 nera si è fermato davanti a una rimessa d'auto e ha sparato 30 colpi con una mitragliatrice Kalashnikov contro un cancello a vetri e alcune automobili parcheggiate all'interno. Un complice lo ha atteso in auto con il motore acceso. Sul posto intervenute le volanti del commissariato San Lorenzo. I proiettili hanno sfondato i vetri spessi del cancello e hanno danneggiato le automobili parcheggiate in fondo alla rimessa a 50 metri dal punto in cui è stato aperto il fuoco. Alcuni colpi sono finiti anche sul gabbiotto dove dormivano 2 custodi. Le modalità di azione ricordano quelle che 3 settimane fa sono state utilizzate contro il deposito di Sicily by Car di via San Lorenzo. Ne parleremo più approfonditamente nel corso della prossima edizione del nostro telegiornale. Incitamento al terrorismo islamico che correva sui social. Arrestati a Palermo 2 tunisini, coinvolti 2 minori di Marsala. Nei loro video scene di esecuzioni simulate, la bandiera dell'ISIS, messaggi minacciosi contro l'Occidente. Angelo Gagliano. Propaganda jihadista, immagini violente e messaggi di minacce contro l'Occidente diffusi sui social. È da questi contenuti che ha preso avvio l'indagine della Digos di Palermo, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia guidata da Maurizio De Lucia. Per gli investigatori, i 2 avrebbero potuto lasciare l'Italia per compiere attentati. Per questo è stato disposto il fermo di 2 giovani tunisini di 19 e 22 anni, ora detenuti nel carcere Pagliarelli con l'accusa di apologia e istigazione al terrorismo. Su TikTok e Instagram pubblicavano video inneggianti alla jihad, al martirio religioso e alla violenza contro i miscredenti. Tra i contenuti, immagini simboliche come la Casa Bianca sormontata dalla bandiera dello Stato islamico, scene di esecuzioni simulate con uomini armati vestiti di nero e messaggi in arabo e in inglese dai toni intimidatori con riferimenti anche ad attentati suicidi. Materiale che, secondo gli investigatori, dimostra un'evidente radicalizzazione e la volontà di diffondere un'ideologia violenta fondata anche sull'uso delle armi. Le indagini hanno inoltre evidenziato contatti con 3 minorenni, 2 dei quali residenti a Marsala, accomunati da una forte fascinazione per le armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi elettronici, una pistola a giocattolo e una replica di una mitraglietta senza tappo rosso. A Palermo nuova intimidazione nei confronti dell'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Un modellino di bara è stato trovato su una scrivania. Sentiamo. Un modellino di cassa da morto lasciato sulla scrivania della segreteria dell'ufficio per le politiche abitative di via Montalbo a Palermo. È l'ufficio guidato dall'assessore Fabrizio Ferrandelli, che negli ultimi tempi ha denunciato le pressioni esercitate su alcune famiglie assegnatarie perché abbandonino gli alloggi. Il modellino è stato lasciato il venerdì prima di Pasqua nell'unica stanza che non era chiusa a chiave. Nell'ufficio non ci sono telecamere, dunque sarà difficile ricostruire chi è entrato, ma le indagini vanno comunque avanti.
Oggi abbiamo incontrato l'assessore Ferrandelli, che nelle ultime settimane si è occupato appunto di 2 immobili che appartenevano a Vincenzo Filangeli, figlio di Sebastiano, condannato per associazione mafiosa. Chiaramente ci inseriamo all'interno di un tessuto mafioso e criminale. Molto spesso gli immobili sono all'interno di palazzine o di palazzi in cui vivono parenti di coloro a cui questi beni sono stati tolti, e comprendiamo che la nostra azione trovi delle resistenze culturali, resistenze di criminalità, ma è chiaro che lo Stato insieme e il raccordo è sempre più forte. Fabrizio Ferrandelli, sotto scorta da mesi, ha già subito altre intimidazioni e minacce. Ora arriva la storia del modellino della cassa da morto lasciato nell'ufficio del comune. L'assessore ha ribadito che non farà passi indietro, vincerà la legalità, ha detto. 2 uomini di 54 e 25 anni sono morti in un incidente tra 2 auto ad acque dolci nel Messinese sulla statale 113. Una ragazza di 20 anni presente nella stessa auto è rimasta gravemente ferita, mentre il conducente dell'altra vettura ha riportato ferite lievi. Condanna a Palermo per un grave caso di abusi in famiglia. La Corte d'Appello ha inflitto 18 anni e 4 mesi di reclusione a un uomo di 38 anni accusato di violenza sessuale continuata sulla figlia minorenne, iniziate quando la bambina aveva 9 anni. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 28 anni. L'indagine è partita nel 2024 dopo una segnalazione della scuola dove erano emersi segnali di forte disagio della minore. Decisivo il racconto della bambina agli inquirenti. E cambiamo pagina, una banca dati per dare un nome alle migliaia di migranti dispersi in mare. La proposta è stata avanzata dal procuratore di Gela Vella in Parlamento europeo. Gerry Italia. È impossibile capire quanti siano davvero i morti nel Mediterraneo, perché di fatto non si contano le vittime ma soltanto i cadaveri recuperati. Un limite drammatico che trasforma tragedie collettive in numeri parziali, spesso lontani dalla realtà. A raccontarlo è il procuratore capo di Gela Salvatore Vella, intervenuto al Parlamento europeo davanti a centinaia di studenti impegnati in un progetto sui diritti umani. Il punto è chiaro: senza strumenti adeguati migliaia di persone scompaiono senza lasciare traccia. La proposta di Vella è quella di creare una banca dati comune per offrire alle famiglie un punto di riferimento. Dovrebbe essere un'autorità pubblica sicuramente, un'agenzia magari europea, perché dovrebbe coordinare il lavoro di più stati, e non dovrebbe essere gestita secondo me né dalla polizia, né dalle forze dell'ordine, né dalla magistratura, perché dovrebbe essere un'autorità empatica che riesce a dialogare con le famiglie che cercano i corpi, oltre che con le autorità varie, compresa la magistratura e compresa la polizia. Le difficoltà sono enormi: corpi riconoscibili, recuperi a distanza di settimane, assenza di strutture adeguate nei luoghi di sbarco. Anche il DNA, spesso indicato come soluzione, si rivela complesso da ottenere e quasi impossibile da incrociare in assenza di riferimenti familiari. Eppure in alcuni rari casi l'identificazione è stata possibile grazie alla collaborazione internazionale e all'iniziativa delle famiglie. Episodi isolati che dimostrano una cosa: i dati esistono ma restano dispersi, e il nodo centrale è proprio questo. Senza una banca dati condivisa ogni informazione rimane chiusa in singoli fascicoli giudiziari. Droga pubblicizzata sui social, spedita a domicilio con normali pacchetti postali. Il traffico, che aveva fruttato 2 milioni di euro, legava Caltanissetta a una centrale operativa di Napoli. 2 gli arresti. Rita Cinardi. Cocaina, hashish e marijuana ordinate sui social e spedite in tutta Italia con normali pacchi postali. Un traffico di droga che, secondo gli investigatori, avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro. A scoprirlo sono stati i finanziari del comando provinciale di Caltanissetta, che al termine di una complessa indagine partita proprio dal capoluogo nisseno hanno individuato a Napoli un vero e proprio laboratorio dedicato al confezionamento e alla spedizione dello stupefacente. All'interno del locale sono stati arrestati 2 uomini ritenuti responsabili dell'organizzazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, pubblicizzavano la vendita di droga attraverso i social e poi spedivano le sostanze ai clienti con corrieri e servizi postali. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire oltre 4.000 spedizioni effettuate in tutta Italia e ad estrarre i nominativi di circa 500 destinatari dei pacchi, che ora saranno messi a disposizione dei reparti della Guardia di Finanza competenti per territorio per ulteriori accertamenti. Nel laboratorio sono stati sequestrati droga per un valore di oltre 100.000 euro, macchinari per il confezionamento e anche una pistola a salve priva del tappo rosso. I 2 imputati sono già stati condannati con rito abbreviato a 4 anni di reclusione e 14.000 euro di multa.
Un drone militare statunitense diretto alla base militare di Sigonella, il Triton MQ-4C, è scomparso mentre sorvolava il Golfo Persico. Secondo alcune fonti il velivolo avrebbe dichiarato un'emergenza prima di perdere rapidamente quota e sparire dai sistemi di tracciamento. Tra le ipotesi un grave guasto tecnico o la caduta in mare. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della Marina degli Stati Uniti. La guerra in Medio Oriente influisce sul caro vita, aumentano i carburanti a cascata, si impennano i prezzi, carne alle stelle e costano di più anche ortaggi e frutta, pensionati in seria difficoltà. Tonino De Mana. Filetto non ne mangio io. Perché? Perché costa caro. Anche la carne ora è un lusso. Così la guerra in Medio Oriente e i suoi indecifrabili scenari nello stretto di Hormuz si ripercuotono sulle tasche dei cittadini, alle prese con il caro vita e, perché no, con la speculazione. L'aumento di carburanti e gas incide e a cascata sale tutto e di tutto. €1 in più per lattughe, finocchi e pomodori, €2,50 in più per le fragole. Ritocchi che gli operatori commerciali giustificano per fronteggiare la stangata sui carburanti. Stamattina io in prima persona ho pagato il gasolio a €2,30 e la cosa è diventata insostenibile. Vado a tavola, vado alla zona di Siracusa e €80 di gasolio non basta per fare andata e ritorno. Alle stelle anche il costo della carne. Non si può comprare più. I pensionati non ci stanno arrivando più a fine mese. L'unica salvezza, specie per i pensionati, sono ancora i mercati rionali. Siamo a Catania, in piazza Eroi d'Ungheria, dove anche qui però il vento sembra stia cambiando. La gente compra come su al nord, un peperone, una melenzana. Quando prima con €1 davamo 4 melenzane, una cesta di peperoni. La fragola ha un prezzo ovviamente anche al mercato stesso, c'è una bancarelle da 2,50, 3, 4. Ma come affrontare il caro vita? Io cerco di comprare con delle quantità maggiori, quindi cerco di comprare eventualmente una cassetta intera di arance in modo da avere un prezzo più basso, e le tengo un po' di più a casa, magari in frigo, e risparmio qualcosina. Non solo alimenti, i rincari pesano sul settore dell'auto, neanche a dirlo aumenta il costo dei pneumatici e costano di più persino le riparazioni. Addirittura da €5 è passata a 7. Andare a piedi migliora la qualità del sonno che il caro vita contribuisce a togliere. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, l'arte che diventa solidarietà a sostegno di Niscemi colpita dal dissesto idrogeologico. Prende vita con A Fam for Sicily, una giornata di musica, performance e cultura per aiutare un territorio ferito. Desiree Ferlito. Una risposta fatta di arte, musica e solidarietà. Per Niscemi, colpita fortemente dal dissesto idrogeologico dello scorso gennaio, prende vita A Fam for Sicily, un'intera giornata dedicata alla comunità, dove la bellezza prende vita e diventa aiuto concreto. L'iniziativa promossa dal Ministero dell'Università e della Ricerca insieme ai conservatori di musica di Sicilia e Sardegna e alle Accademie di Belle Arti di Palermo e Catania unisce talento e impegno civile. La Sicilia non ha bisogno di qualcuno che venga a raccontarle cos'è la bellezza, perché ce l'ha nel sangue, scritta nel sangue, scolpita nella pietra, ce l'ha dentro la musica. Quello che può fare lo Stato, quello che tutti noi dobbiamo fare, stare accanto a questa terra quando sta costruendo il proprio futuro. Il cuore dell'evento è il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, trasformato per l'occasione in un grande palcoscenico aperto. Installazioni multimediali, performance degli studenti, esposizioni interattive. Un viaggio tra arti e linguaggi diversi, tutti con un unico obiettivo: dare voce e sostegno a un territorio in difficoltà. Tra i momenti più attesi il concerto immersivo From Morricone to Bacalov, uno spettacolo già applaudito sui palcoscenici internazionali, da New York a Los Angeles fino al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra. Un segnale importante che dimostra come l'arte non sia solo espressione, ma anche responsabilità e vicinanza concreta. Tutti per Niscemi, dunque sarà così anche per il gol, un gol per la solidarietà che torna nella sua 18ª edizione il 29 aprile allo stadio Massimino, l'evento ideato da Luca Napoli, lo ricordiamo naturalmente, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Emanuela Corsi.
Sport, spettacolo e impegno sociale. Un gol per la solidarietà spegne quest'anno 18 candeline e si prepara ad offrire una grande festa al pubblico che mercoledì 29 aprile sarà presente allo Stadio Massimino. Ancora una volta a scendere in campo per il quadrangolare benefico giornalisti, sportivi e volti noti della TV e del mondo dello spettacolo. Per me sarebbe stato impensabile nel 2004 poter raggiungere un obiettivo del genere, non per carenze professionali ma perché soltanto era un anno in cui ero appena tornato a Catania nelle mie fasi organizzative, ma poi a un certo punto la città richiedeva questo bellissimo evento e così è stato negli anni e oggi siamo a 18 anni di evento, quindi un grandissimo traguardo e siamo davvero felici di poter spegnere queste candeline. Nata come una partita di beneficenza, la manifestazione è diventata negli anni un appuntamento fisso per migliaia di studenti appassionati, con l'obiettivo di aiutare chi più ha bisogno. Quest'anno il ricavato sarà devoluto alla comunità di Niscemi. Un momento importante per noi, sentiamo la vicinanza dei catanesi e della provincia catese ma di tutta la regione data la importante caratura di questo evento. Come ogni anno non può mancare la bellezza femminile rappresentata dalla siciliana Eleonora Incardona, volto di DAZN, che sarà la madrina di questa edizione. Poi ci sarà la parte musicale affidata al cantante Popi e poi ci sarà l'oro olimpico Alberta Santuccio che quindi metterà questa bellissima ciliegina sulla torta e porterà la medaglia olimpica allo stadio quel giorno. La 18ª edizione sarà dedicata anche a due simboli dello sport catanese scomparsi recentemente: Orazio Russo, bandiera del Catania, e Turi Di Stefano, storico coach della squadra dei giornalisti. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, adesso ci occuperemo subito dopo del calcio, stasera in campo il Palermo a Frosinone, inizieremo proprio da lì, torniamo tra poco. Siamo al calcio, stasera in campo il Palermo a Frosinone per la partita più importante della stagione. Rosanero obbligati a vincere se vorranno inseguire il sogno della promozione diretta. Marco Gullà. La squadra arriva molto carica, una grande partita, insomma siamo felici di giocarcela a poche giornate alla fine, è già un grande obiettivo, è chiaro che vogliamo vincere e andremo per fare una grande partita. All in, il Palermo non può fare altro, se vuole alimentare il sogno della promozione diretta stasera a Frosinone deve solo vincere. Oggi allo Stirpe c'è uno snodo decisivo, la classifica parla chiaro, Ciociari secondi e con 4 punti in più rispetto ai siciliani, un crocevia che può indirizzare la corsa alla promozione. Il Palermo, oltre al Frosinone, deve vincere anche il tabù principale della stagione, quello di non avere mai vinto uno scontro diretto. Il Frosinone sta facendo un campionato straordinario, come noi, meglio di noi, perché ha 4 punti in più, per cui abbiamo il dovere di andare a giocarcela, a vincerla, anche se non sarà semplice, però insomma penso che adesso tutti hanno paura del Palermo, tutti sanno che il Palermo se la gioca fino alla fine e questo penso sia per noi un grande risultato, l'inizio di un grande percorso. E adesso dobbiamo andare a cercare di fare la classica partita perfetta, perché è chiaro che per vincerci vorrà un grande Palermo, ma siamo consci di questo e siamo pronti a farlo. Dubbio Iorone in porta, pronto in caso Gomis. Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa rispetto al match vinto contro l'Avellino. Pierozzi potrebbe essere arretrato in difesa assieme a Bani e Ceccaroni a centrocampo. Sulla destra potrebbe giocare invece Rui Modesto. A Otto Jonsen ci sono Leduaron e Palumbo alle spalle di Poyampalo. Oggi fischio d'inizio alle 20:30. Catania lunedì a Crotone ritroverà Forte fra i convocati, ma la trasferta è vietata ai tifosi etnei. Marco Carli. A Crotone ci sarà anche Forte, a meno di improvvisi dietrofront. Ovviamente stiamo parlando di convocazione, dunque minutaggio ridotto, ma ripresentare i nastri di partenza, perché di questo si tratta, visto che Forte per la lesione maturata al polpaccio ha saltato le ultime 7 partite e non gioca da un mese e mezzo. Ripresentare, si diceva, il migliore giocatore del reparto avanzato della stagione insieme a Lunetta è un dato importante in vista dei playoff. Ci sarà Forte e non ci saranno i tifosi rossazzurri, trasferta vietata per i residenti a Catania e provincia per via delle ultime intemperanze che per esempio hanno bloccato anche l'ultima trasferta di Latina. Viale intanto ha ripreso il lavoro legato alla costruzione, certo, ma anche alla limitazione dei rischi attraverso la pressione sulla prima costruzione avversaria, quello che è mancato con il Picerno. Anche i dati numerici su tiri, XG e sviluppo della manovra, ne parleremo venerdì nel corso di preview su Telecolor, confermano che il volume offensivo è aumentato. I gol però, come risaputo, continuano ad essere pochi mentre crescono i rischi. Crotone è campo complicato per
per storia. I pitagorici vengono dalla sconfitta di Giuliano e hanno in campo il capocannoniere del girone con Chirico, quel Gomez, non nel migliore momento, ma autore di 16 reti e in passato inseguito dagli etnei. Ma il Catania deve dare delle risposte, c'è un secondo posto da difendere e una stagione da non disperdere. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 finisce qui, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 14, vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Emanuela Corsi, a tutti una buona giornata.